Allora, è un impegno trovare la persona giusta. È un piacere, non un impegno. No, ma deve essere anche preso con, nel senso che con serietà come impegno, ovvio che è un piacere. Sicuramente, ma quando una persona altrimenti... viene là non ha voglia di giocare, assolutamente, non ha voglia di far perdere tempo, vuole concretizzare un incontro positivo. Sì, assolutamente. Sì. Questa cosa è molto molto importante, che deve essere anche ben chiaro, perché tante volte molti pensano che sia una cosa un po' così, che uno fa per riempire i propri... ma se pensano così quando vengono al club di più, chiariamo subito la situazione, perché noi lo diciamo. Ci sono delle persone che vengono in ufficio e dicono vabbè, io faccio l'iscrizione incontro, dopo quando mi stanco lascio perdere. No, non esiste che quando una persona si stanca o ha il mal di testa o ha le palle che girano allora non incontra più le persone o lascia perdere. Quando uno viene all'interno del club di più ha preso una decisione che è quella di incontrare delle persone per finalizzare una relazione, un'amicizia, trovare un compagno, risolvere un problema di solitudine, risposarsi, insomma la decisione poi la prendete voi, ma è un percorso serio, quindi non si prendono in giro le persone, non si fa perdere del tempo a nessuno, perciò quelli che hanno le idee un po' confuse le chiariamo noi subito quando vengono in ufficio. È già una selezione questa, secondo me. Sì. Allora, abbiamo 58 anni, insegnante, moro tipo mediterraneo, 56 anni, portato benissimo, cerco una compagna sensibile, sensuale, dinamica per iniziare un lungo cammino insieme. La mia donna ideale è una donna di classe e che apprezza l'eleganza, il raffinato e il bello. Sono single senza figli, della provincia di Padova, ed è Elvis. Ecco. È uno della vostra zona. È uno di questa zona. Comunque già ha dato delle indicazioni, peraltro anche la propria professione può essere un parametro, giusto? Sì, ci sono, tra l'altro tra gli insegnanti non corre buon sangue, nel senso che di solito gli insegnanti non vogliono gli insegnanti. Addirittura? Sì. Invece avrei pensato che magari più tra un po' come quelli di Pordenone non vogliono quelli di Venezia, insomma si scoprono tante cose. Ci sono proprio delle richieste. È un'Italia varia e variegata, sì. Ci sono delle affinità tra province, tra territori maggiori che scoprite? Ci sono, credo, aperture mentali, persone che si danno delle possibilità senza mettere i paletti più che altro, e ci sono invece altri più legati a certe cose. Il fattore religione entra in gioco? Religione noi non possiamo assolutamente trattarla, per la privacy noi non possiamo chiedere la religione delle persone e neanche l'aspetto politico. Sono due componenti quindi estremamente riservati. Perciò questo lo lasciamo eventualmente, a parte che noi abbiamo comunque tutte persone che al massimo possono essere atee, non sono tutte comunque cristiane, non abbiamo persone di religioni strane, ma comunque anche se fosse noi non possiamo chiederlo. Eventualmente ce lo può dire la persona se desidera, ma non possiamo fare nessuna forzatura in questo senso. Ecco, no, era giusto per capire che adesso entrano in gioco tante queste dinamiche diverse. Parliamo della provincia di Verona, ci spostiamo con Alessandro, 54 anni, imprenditore. Mi chiamo Alessandro, mi ritengo un uomo carismatico e passionale. Ho 54 anni, sono un imprenditore di bella presenza, non fumatore, questo lo sottolinea, quindi chiarito a chi non ama il fumo. Cerco una signora con la S maiuscola, massimo, dico io con la S maiuscola, però il fatto di sottolinearlo è proprio massimo 45enne, che mi segua anche nell'avventura lavorativa. Ecco, questo è anche un aspetto. Ci sono anche persone, c'è anche un signore di Bassano, 70enne, un commerciante, a cui piacerebbe proprio trovare una signora che poi lo seguisse anche nell'aspetto lavorativo, quindi diventa anche, fra virgolette, un posto di lavoro, nel senso che ci sono persone che si iscrivono che avrebbero il piacere di avere la propria compagna nell'attività.
Proprio all'interno, quindi non seguirlo in giro per i spostamenti? No, proprio con una figura professionale all'interno, proprio come figura professionale. Perché? Perché magari un conto è delegare la segretaria, un conto è delegare il dipendente, un conto è invece dare in mano a una persona di famiglia, una persona di cui ci si fida. Quindi non è raro che ci dicano gli imprenditori o comunque chi ha un lavoro da libero professionista che avrebbe anche il piacere di inserire la persona dentro al lavoro. Quindi anche questo è Sì, un ulteriore aspetto anche interessante. E qua anche sempre i casi, qualora invece trovassero però questa persona non fosse disposta a questo, ma non c'è nessun problema, questo sarebbe un piacere, un desiderio, ma non è un obbligo. Queste persone qua peraltro hanno già la figura professionale all'interno dell'azienda, però come dicevo prima magari un titolare di azienda ha più piacere di avere nel posto di comando una persona di cui si fida di più, perché ne abbiamo già parlato di questo, però la domanda torna ricorrente. Donne manager, donne invece in carriera che hanno cultura, con laurea, eccetera, interesse, hanno possibilità, che se lo chiedono. Noi abbiamo affrontato anche diverse puntate fa questo aspetto, però sì, ci viene chiesto. hanno possibilità, sono più penalizzate rispetto ad altre persone fra virgolette più semplici, alle donne più semplici, perché la donna più semplice è più ambita, la donna che ha meno tempo, che ha più impegni, che ha a volte anche più grattacapi, perché insomma se ha un posto di rilievo ha anche più cose a cui pensare, non è proprio così richiesta, è meno richiesta, quindi ha un numero minore di possibilità, ma ne ha comunque. Noi abbiamo risolto casi impossibili. Abbiamo trovato anche il marito aeromunito, quindi più di così. Ah, addirittura? Sì, Mamma mia, incredibile. C'era una signora che voleva l'uomo con l'aereo e gliel'abbiamo trovato. Dai, mamma Sì, mia. è uscito su tutti i giornali, su tutti i quotidiani d'Italia, dal nord al sud, tra l'altro, sì. Questo non lo sapevo, non mi è sfuggito. Provincia di Venezia, abbiamo invece, eccolo qua, Ennio, 73 anni, pensionato ex ufficiale, quindi un pensionato che sta bene. Salve, mi chiamo Ennio, che ho 73 anni, potrei sembrare troppo anziano per innamorarmi e invece vi sbagliate, il mio cuore è ancora giovane e ha voglia di incontrare la persona giusta. Sono vedovo, non ho figli e se vuoi conoscermi rispondi a questo annuncio. E allora qui apriamo il capitolo delle persone che sono pensionate over una certa età, però ugualmente con tanta voglia magari di... Certo, perché uno che è pensionato non dovrebbe innamorarsi di nuovo se è solo. Magari 50 anni fa nella vita c'era un solo amore perché si era più bacchettoni, perché bisognava star vestiti di nero tutta la vita, perché insomma c'erano delle regole sociali un po' più rigide, ma oggigiorno si può con tutta serietà in vari momenti della vita, se purtroppo ci troviamo soli, a volte neanche per scelta nostra, per esempio i vedovi, perché una persona non dovrebbe ricominciare a vivere e godere di quello che gli rimane della vita? Poca, tanta, non lo sappiamo, però perché no? Assolutamente. Ci sono persone donne che cercano questo tipo di uomo? In che senso? Ci sono pensionate che anche loro si mettono in gioco, certo, over 70. Certo. Noi lo sappiamo, ma lo domando sempre perché ovviamente c'è chi si sintonizza. Ci sono, anzi vorrei dire che nella fascia di età dai 55 in su sono più donne che uomini, perché purtroppo, come ben sappiamo, gli uomini sono numericamente meno, perché l'infarto fa la sua parte, perché comunque anche muoiono prima, anche se non hanno l'infarto, comunque nelle fasce di età la donna è più longeva in ogni caso, e quindi ci sono molte più donne in quella fascia di età là. Ecco, quindi ricordiamo anche questo. Provincia di Verona, abbiamo Eleonora, 31 anni, impiegata presso un'azienda che lavora il vetro, curve pericolose ma al loro posto, occhi scuri e carattere dolce. Fin da bambina sognavo di incontrare l'uomo della mia vita, vorrei fosse sincero, di cultura media, sensibile e motivato e costruire un'affettività.
Allora, adesso è una bella donna, questo lo sottolinea con sottile ironia. Evidentemente porta le curve e non se ne fa un problema, quindi è una bella cosa assolutamente. Poi le persone più si sentono sicure e più piacciono. Per qualcuno magari un seno importante può essere un imbarazzo, per altri può essere un vanto, quindi in ogni caso che uno ne abbia poco, tanto, che sia snella o no, che sia alta o no, l'importante è che si senta a proprio agio, perché se si sente a proprio agio è sempre affascinante. E questo può essere uno dei consigli che tante persone magari comunque ci chiedono, perché poi parlando di incontri eccetera, quale può essere il consiglio da dare a chi si mette in gioco, no? Sì. Io opterei sempre per essere se stessi. Però tanti se stessi non si ritrovano, si dicono io sono sempre me stesso ed è andata sempre male, ed è un dato di fatto, perché magari si è se stessi nel modo sbagliato. Sì, per quello bisognerebbe vedersi. Io ho avuto anche modo di fare dei colloqui in particolare mi ricordo una ragazza bella, alta 1,70, insomma anche un'altezza invidiabile per me, voglio dire. Questa ragazza era tra l'altro una istruttrice di palestra, quindi era tutta non esagerata, assolutamente fatta bene, veramente una bella ragazza, capello lungo, riccio, cioè secondo me aveva tutti i canoni per essere veramente una gran gnocca, e lei però si vedeva brutta e diceva continuamente e diceva continuamente no, ma io non troverò, ma a un certo punto gli ho detto ma scusa, ma ti sei mai guardata allo specchio veramente? No, perché era veramente una bella ragazza, però lei si vedeva brutta perché? Perché aveva avuto comunque una relazione sentimentale dove la persona con la quale era stata assieme cercava il minimissimo difetto introvabile e caricava su quello invece che enfatizzare tutti i pregi che aveva, quindi basta veramente poco a volte alle donne per poi avere un'autostima molto bassa. Provincia di Venezia, abbiamo Graziella, 39 anni, infermiera, molto soddisfatta nel campo professionale, un po' meno in quello sentimentale, altrimenti non sarebbe iscritta. Mi piacerebbe avere figli, infatti 39 anni, un marito complice, una famiglia. Amo la fotografia, leggere ed ascoltare musica, girare in moto. Avresti il piacere di condividere le mie passioni? E quindi anche questa... Ecco, anche il fatto della moto, abbiamo delle donne appassionate di moto, alcune che la possiedono anche, che possiedono proprio una moto propria, e altre che avrebbero comunque il piacere di andare in moto con degli uomini che magari hanno questa passione. Però è il primo messaggio, il primo annuncio che vediamo dove si sottolinea avere figli. E quindi questo volevo un po'... Sì, ma in quella fascia di età là comunque sono tutte orientate ad avere una famiglia, sì. Ma lo dicono, ma c'è chi dice desidera aver figli o desidera non averne? Accade più il contrario, nel senso che quelle che non li vogliono avere ce lo dicono perché per le altre è implicito che vogliono farsi una famiglia e avere dei figli, sì. Uomini? Gli uomini anche, a meno che non abbiano già un matrimonio con 2 o 3 figli, allora dicono ok, se l'altro coniuge, cioè l'altra persona che incontro ha un figlio va bene, però farne altri assieme no, magari se ne hanno già no. Però sia dalla parte delle donne che dalla parte degli uomini, se sono separati, divorziati con figli, non hanno problemi ad incontrare una persona che abbia a sua volta dei figli. Ecco, magari sono coscienti del fatto che non è il caso di aggiungerne altri, e questo io lo trovo anche corretto. Anche per una questione, tra l'altro, a volte anche economica. Sì, economica, e anche insomma se mettiamo insieme 2 persone, che uno ne ha 2 e l'altra ne ha 1, fanno già 3, insomma già una famiglia abbastanza numerosa. Comunque questo aspetto va sottolineato, magari il fatto di non volerne in particolare. Sì, se non vogliono figli, sì, è meglio che sia proprio sottolineato, perché in genere cercano di costruire una famiglia, quindi una famiglia compresa anche di figli.
Quindi questa è un'altra cosa importante. Provincia di Udine, andiamo da Serena, 42 anni, fa la fiorista, un nome dolce ed una donna di 42 anni portati splendidamente, occhi nocciola e capelli castani chiari che mi cadono sulle spalle. Il mio lavoro mi porta a stare in mezzo ai fiori più belli. Ho sofferto molto per amore, non voglio rassegnarmi alla solitudine, sono ancora bella e piacente. Quello che vorrei è un uomo che mi ami veramente per poter condividere il resto della vita godendo assieme delle cose semplici. Ti cerco divertente e passionale. E quindi la passionalità, l'uomo che sia piacevole, divertente, ma anche la semplicità della vita, cioè in cose molto tranquille, normali. Sì, ma alla fine le persone sono felici nella semplicità. Mi scriveva l'altro giorno un avvocato che è iscritta al club e mi diceva: ho trascorso il Natale in famiglia tra le persone che amo e sono stata molto bene, perché sono le cose semplici alla fine. Poi ci sono quegli sprazzi così, i fuochi artificiali, ma durano il tempo di un fuoco artificiale. Quello che ci fa felici sono cose più semplici. E a volte si sbaglia cercando le cose più complesse, può essere? Ma poi ci sono le anime in pena che se non fanno e parapendio e nuoto e sub e la palestra di roccia e il corso di ballo, ma stanno solo magari cercando di riempire un vuoto. Avete persone molto iperattive che hanno tante attività e che cercano compagni? Il mio compagno scatenato con lo sport, ecco, forse è quello che all'interno del club è quello più iperattivo. Però non è che tra l'altro non è un'anima in pena, ma lui è proprio, a lui piace far fatica, proprio gli piace faticare con lo sport, è proprio votato allo sport da quando era grande così, che vuol dire che non la sente la fatica, vuol dire che non la sente. Sì, è proprio votato allo sport, sì. Però Valeria non è votata alla sofferenza fisica, alla fatica. No, io dico sempre che, come dice il buon Costanzo, fare sport fa male e quando ti viene voglia di muoverti siediti in una poltrona che ti passa. Ecco, adesso è detta un po' troppo, ma Costanzo diceva così. Comunque infatti si vede la fisicità di Costanzo. Però no, io non sono una... vado in bicicletta, sì, ecco, in bicicletta la bici mi piace sia da strada che la mountain bike, però non mi spingo, ho 40-50 km, non di più. Ecco, a questo proposito mi è venuta in mente una domanda che è stata fatta probabilmente da persone che vi conoscono da tempo. Organizzate ancora feste? Sì, ne organizziamo meno rispetto a tanti anni fa, perché abbiamo veramente tante persone iscritte alla quale diamo la precedenza e quindi diamo proprio la precedenza al servizio di trovare un partner giusto. Qua si ritorna al discorso con modalità tranquille, serene, più umane, cioè che non magari... Che comunque alle feste partecipavano persone delle quali noi non sapevamo assolutamente niente, quindi potevano anche non essere libere, perciò adesso le facciamo con meno frequenza, più calibrate, in modo da essere più sicuri anche per chi partecipa. Siamo arrivati al termine, quindi anche stavolta. Allora, alla prossima puntata vedremo di affrontare altri temi. Nel frattempo, se voi avete delle curiosità, delle perplessità, avete voi stessi dei temi da proporre, avete 347 80 28 197, potete telefonare direttamente a Club di Più, sottolineo. Ricordiamo ancora gli uomini alti per la ragazza alta. Sì, ricordiamolo, c'è una giovane signora, per quanti anni ha? 45enne, molto bella, molto attraente, alta 1,70 m, forse qualcosa di 75, che ama i tacchi alti, quindi molto femminile, che cerca quindi un uomo che non si ponga i problemi dell'altezza di nessun tipo, quindi donna alta che porta i tacchi, cerca un uomo senza problemi di altezza. Io lo conoscerei. Mi è venuto in mente. www.clubdipiù.com, eventualmente se no chiamate anche da noi per suggerirci dei temi che volete approfondire, ma soprattutto chiamate direttamente Club di Più per avere tutte le informazioni, per iscriversi, per avere una chance in più nella vostra vita e quindi stare bene, sereni, stare meglio con voi stessi e quindi con gli altri. Grazie Valeria Pillar. Grazie a voi, un bacio a tutti, alla prossima. Grazie ancora, arrivederci, buon proseguimento.